Il Giro d'Italia radioamatori. A 50 anni dalla prima devastante scossa che il 6 maggio 1976 mise a soqquadro mezzo Friuli provocando quasi 1000 morti, continuano le commemorazioni e le ricorrenze per non dimenticare l'Orcolat. In occasione della tappa del Giro, da Gemona a Piancavallo, anche i radioamatori del Friuli Venezia Giulia si sono mobilitati con delle postazioni mobili lungo il percorso. Luoghi simbolo di quella immane tragedia come Osoppo, Forgaria nel Friuli, Maiano e Clauzetto. Qui per raccontare e diffondere in tutto il mondo il passaggio dei girini con in testa la maglia rosa, simbolo del primato, e nello stesso tempo continuare a mantenere vivo un ricordo, una passione e una mission da tramandare ai giovani. I radioamatori sono stati i primi che hanno comunicato al mondo l'evento catastrofico del terremoto dell'Orcolat, e appunto vogliamo ricordare a 50 anni gli operatori che all'epoca hanno operato in tutto il Friuli con le comunicazioni in un momento di emergenza in cui le comunicazioni non esistevano. Abbiamo installato queste postazioni, questi gazebo, appunto per ricordare anche alla popolazione e a tutti, con collegamenti nazionali e internazionali, la voglia della radio, che poi si traduce anche in momenti di emergenza, quando le comunicazioni ufficiali, telefoni, telefonini vengono a mancare. Anche magari avvicinare i giovani, no? A scoprire qualcosa. Abbiamo cercato con questo gazebo appunto di invogliare anche qualche giovane a diventare radioamatore. C'è un esame da fare e la passione per la radio, quando ti entra, dopo resta. È indelebile. È indelebile, è indelebile.